Ecco, qual è il lavoro che voi farete a Porto Empedocle nella nuova sede? L'operatività consiste nell'accogliere tutti coloro indiscriminatamente abbiano bisogno di riconoscere un proprio diritto nei confronti delle istituzioni, perché è proprio questo l'oggetto degli enti del terzo settore che mettono in contatto i cittadini e le istituzioni, primo settore mercato, istituzioni e enti del terzo settore. Terzo settore, no profit, qual è la differenza? La differenza sta proprio nello scopo degli enti del terzo settore rispetto alle associazioni no profit, perché sono scopi riconosciuti di interesse generale e per questo riconoscimento è necessario un documento che per noi è stato rilasciato dalla Regione Sicilia che stabilisce l'interesse generale dei nostri scopi, dei nostri obiettivi, ed è diverso da una no profit che può avere uno scopo prettamente diverso. Chi è che può rivolgersi a voi? Uno dei valori fondanti dell'UNMIL è proprio quello dell'integrazione, quindi non si fa eccezione alcuna, i diritti sono di tutti. Noi facciamo riconoscere i diritti dei cittadini, ergo non si fanno esclusioni. Siamo contro l'esclusione, assisteremo chiunque ne abbia bisogno all'interno della nostra competenza. Ecco, in particolare qual è la competenza di cui vi occupate maggiormente? Noi mettiamo in contatto sia invalidi, mutilati, orfani del lavoro, occhio perché noi non solo assistiamo gli invalidi mutilati ma tutto il nucleo familiare, quindi anche le vedove o i vedovi del lavoro che hanno dei diritti che lo Stato, il legislatore gli garantisce, però sono dei diritti che vanno esercitati, come il diritto di voto. Io lo devo esercitare se vado a votare, io ho un diritto, per farmelo riconoscere ho bisogno di esercitarlo e noi ci occupiamo di questo, mettere in condizioni i cittadini di comunicare con le istituzioni. La nostra associazione Unione è sorta lo scorso anno per volontà quindi di alcuni soci che hanno voluto proprio profondamente creare in Sicilia, che ne era sprovvista, questo ente del terzo settore, e siamo stati collaborati quindi dall'Unione Nazionale. Dei dirigenti ci hanno quindi sostenuto in questo nostro progetto. Il progetto già è andato avanti. Come ha detto il dottore Profeta, già abbiamo avuto un riconoscimento da parte delle istituzioni regionali e quindi l'ente può utilizzare tutte quelle risorse e quelle capacità che prevede la legge. Infatti noi assistiamo tutti coloro che hanno delle necessità prettamente in campo lavorativo, che riguardano sia uno stato preventivo e quindi la prevenzione sul lavoro e inoltre quando dovesse succedere qualcosa, quindi un infortunio oppure una malattia professionale, siamo pronti e disponibili vicino quindi a queste persone per poter dare il nostro supporto. Il nostro supporto è a 360 gradi, non solo dal punto di vista amministrativo, quindi la presentazione della pratica, ma anche dal punto di vista medico e dal punto di vista legale, perché qualora tutti i diritti non vengono riconosciuti, allora siamo pronti ad esperire in campo quelle azioni legali che sono necessarie per il raggiungimento proprio delle nostre finalità. Noi siamo al fianco di tutte quelle persone invalide, orfane, pensionati, tutti coloro che hanno subito un danno causato durante l'attività lavorativa. Noi siamo al loro fianco per assisterli in tutto. La nostra sede è a Porto Empedocle, in via Giarra numero 5.